Il nostro viaggio lungo i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello Bassano Ovest, che è il casello che è stato aperto lo scorso 19 novembre. Il viaggio proseguirà verso est, dunque verso la parte trevigiana dell'infrastruttura. Una parte che è ancora chiusa. L'apertura della tratta fino a Montebelluna è in programma entro il mese di maggio. 35 chilometri che andranno a sommarsi a quelli già in funzione da Malo a Bassano. Per il momento ci si ferma a Bassano Ovest. Come potete vedere ci sono i cartelli che avvisano che la rampa per Treviso è ancora chiusa. In effetti, se vedete in fondo ci sono dei blocchi di cemento che impediscono il passaggio ai veicoli. Arriviamo velocemente grazie alle complanari fino a Bassano Est. A Bassano Est che cosa succede? Le complanari che finora hanno accompagnato lo sviluppo della superstrada Pedemontana Veneta salgono verso la Valsugana e lasciano l'infrastruttura che nella parte trevigiana non ha appunto le complanari. Pertanto i bassanesi che vorranno spostarsi verso il Trevigiano dovranno necessariamente entrare in Pedemontana e pagare il pedaggio. I calcoli delle tariffe non sono ancora definitivi, ma il biglietto potrebbe costare fino a Montebelluna circa 4 euro. Gli unici mezzi che sono autorizzati a passare sulla superstrada Pedemontana Veneta in questo momento nel tratto che ci sta portando verso il Trevigiano sono i mezzi delle aziende che stanno ultimando i lavori. Come potete vedere però i cantieri sono davvero a buon punto, praticamente l'infrastruttura è pronta per essere aperta. Siamo giunti al casello Mussolente Loria che segna il confine tra la parte vicentina dell'infrastruttura e la parte trevigiana. Non ci possiamo avvicinare di più perché è ancora un'area di cantiere. Ricordiamo che la superstrada Pedemontana Veneta ha un tracciato di 94 km che si snoda lungo la Pedemontana partendo da Montecchio Maggiore nel Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano. Attraversa 22 comuni nella provincia di Vicenza, 14 nella provincia di Treviso. E qui si vede chiaramente la superstrada Pedemontana Veneta che prosegue verso Treviso. Finirà quando sarà completata nella A27.